Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo parleremo quando si arriva alla magia. Perché questo? Perché mi sono reso conto che molti arrivano alla magia quasi quando sono alla frutta e hanno già superato praticamente il dessert della propria vita. Bene, ma prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Galla, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera il De Galla Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Se vi scappa anche un super commento sotto la descrizione è bellissimo, il vostro Marietto sarà contento, e anche un bel super like. I link per raggiungerci su Facebook o su Telegram sono sotto in descrizione. Andiamo avanti. Quando la gente appunto arriva a contattare la magia o cercare qualcosa sulla magia, generalmente quando si presentano dal vostro Marietto è che le hanno un po' praticamente tentate tutte, ad esempio il 90% sono su, 80% sono su affari di cuore, e l'altro 20% molto probabilmente è diviso fra lavoro e problemi coi vicini di qualsiasi natura, avvocati, roba del genere, oppure il 90, 80, 90% dipendenza dai periodi è dovuto o a divorzio oppure a raggiungere l'anima desiderata, che poi il 90 volte su 100 non è mai l'anima gemella, ma è solamente una proiezione della proprio pensiero, del proprio sogno sull'altra persona, e quindi il 90% delle volte, diciamo il 70% delle volte, bisogna un po' far riflettere la persona che si avvicina a magia per questo motivo, no? Perché se l'anima non è, come si suol dire, quella gemella, è chiaro che il lavoro può essere fatto anche benissimo, ma poi alla distanza usciranno delle pecche che chiaramente faranno capire che quella persona è la persona sbagliata. Ma cos'è l'importante di quando uno raggiunge la conoscenza esoterica per attivare i propri scopi, le proprie ambizioni? L'importante è capire che quando si inizia a entrare in questo mondo ci sono tantissime sfaccettature che magari prima le persone non avevano ben capito, non avevano visto. Seguendo le pillole del vostro Marietto, alcune persone si fanno dei grandi punti di domanda e dicono: ma allora esiste qualcosa di più che solo accendere la piccola candelina o fare pinco pongo, cioè nel senso 4 salti, 4 spadate, 4 gridi e geni. C'è veramente qualcosa di più, c'è in gioco proprio la nostra anima. C'era proprio anche quel tale che diceva nella Bibbia, in quel libro famoso: state attenti non a quelli che uccidono il corpo, ma a quelli che uccidono l'anima. Sì, perché come vi ho già spiegato nei vari social, è vero che ci sono tanti che parlano di magia anche in modo corretto, ma ci sono anche tanti, come diceva anche il vecchio paladino, il saggio vecchio paladino, che praticamente ingabbiano le persone in queste strutture vibrazionali, e poi quando queste persone qui muoiono, lasciano praticamente questo piano vibrazionale, diventano schiavi di maghi neri nel basso astrale. Bisogna poi dire un'altra cosa: gli esoteristi non tutti chiamano inferno il basso astrale, alcuni lo chiamano basso, altri caos, altri inferno. Dante ad esempio ha cominciato a chiamarlo inferno, no? Però questo cos'è? È un posto dove praticamente alcune anime, non tutte, ma molte anime, proprio a causa della loro vibrazione, sono e vanno in un posto che si chiama appunto o basso o caos. Il capitano degli alpini lo chiamava il caos, praticamente una cosa impossibile da descrivere. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di YouTube di De Galla, del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!